Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su The Sims 4 e siamo con la nostra bella mogliettina cornuta, l'Alberghini di turno, che sta imparando la logica. Dovremmo arrivare a 3 su 3 per migliorare a livello lavorativo. Nelle relazioni c'è un piccolo problema, nel senso che Leonardo Parisi sta un po' rompendo il cazzo, anche se comunque noi siamo sposati e quindi si gode, insomma. Brava vecchia, dai, vai. Migliora, migliora, tu devi migliorare. È a posto. Facciamo la zoomata tattica. Guarda che bella. Zoomatona tattica. E ce l'ho. Sono le 14, ma non deve, scusa, non deve andare al lavoro? Porca puttana. No, ok. È in vacanza, perfetto. Very good. Very, very good. Ok, andiamo a vedere la nostra... Sì, la nostra bimbetta porca. Allora, prima cosa... Sì, vecchia mia, brava. Fai i compiti. Il cume invece, che ora arriva il porco del cume? Alle 17, fra un po'. Dai, Tori, su. Studia. Merdaccia. Ok. Dopo ha bisogno della vescica ed è stanca. Usa. Sì, fai i compiti però. Sposo la madre mongola. Siamo un po' veloci, quei compiti li sta per finire. Perfetto. E arriva anche il cume. È arrivato anche il buon cume, quindi dobbiamo concentrarci sul cume. Lotta con Maurizio. È molto stanco il cume, altro che... Il cume deve andare a nanna. Dormi, vecchio. Cume massacrato. Lei va a dormire anche lei, allora vai. Lei arriva a livello 3 così poi col lavoro siamo a posto. Oh, che bella famiglia che siamo. Perfetto. Usa. Brava la nostra Alberghini. Dopo ripulisci. E ripulisci, sì, che se sprechiamo il mangiare non ce ne frega un cazzo a noi. Dopo chiacchiera con Simona Pellegrini. Sarà Giulia Coppola incazzata con la Coppola. Con lei. Vediamo se succede qualcosa. Sono curioso di vedere se viene fuori qualche inciuccio, perché teoricamente è la mia amante. Infatti è Sofia Sanna. Dina Calli, quante me ne sono fatte. E Giacomino. Interesse romantico, cioè ragazzi, io ho un interesse romantico per Giacomino, no? Adesso questo lo contatto, lo ammazzo. Cioè, è vergognoso il mio sim, cioè va anche con gli uomini, cioè, vabbè, è proprio un porco. Fate amicizia, bravi, bravi. Lei i compiti li ha fatti. Fai attività extracurricolari, deve essere secchiona, una secchiona porca deve essere mia figlia. Ok, perfetto. Parla di suoni con qualcuno. Finisci le attività extracurricolari e suona uno strumento. Ok. Sono le 21:15. Ok. Allora qua potremmo fare una bella cosa con la porcellona. Abbraccia qualcuno. Aiutatori con i compiti. Aiuta a fare i compiti, perfetto. Buono. Ecco, no, opera fine. Vai. Buono.
Parla dei sogni con qualcuno. Allora, vai. Parla. Parla dei sogni. Dai, parla dei sogni. Bravo. E dopo deve mangiare qualcosa. Mangia cereali. Brava vecchia mia. Buono. E si gode. Tra 44 giorni mancano. Manca ancora. La nostra Tori va al lavoro. Ah no, ancora in vacanza. E il Kuma lavora anche venerdì. No, sabato per oggi è in riposo. Buono, bravo Kuma. E dopo ci divertiamo. Dopo ci spaziamo con il Kume. Ce la godiamo alla grande. Kume è proprio devastato, eh. Kume è devastato, sta tornando in corsa adesso. Povero Kume, Vediamo al lavoro cosa devo fare. Raggiungi logica 4 su 5. Ok, devo fare uno step con la logica. Perfetto. Guarda che bella famiglia che siamo. Mia figlia dorme. Sì, amore, sì. Brava porcellona. Ok. Sul come quando si sveglia. Solleva a letto. No, però aspetta, scusa un secondo. Cioè, il Kuma deve timbrare il cartellino. Allora, ti svegli, Come? Buono. Prima lo facciamo mangiare un attimo. Pasto da gourmet. Ci spariamo tagliolini all'aglio. E poi ce la... No, formato famiglia, vabbè. Il Kuma spreca money così, che bravo che è il Kuma. Ok, lui è in vacanza. Perfetto. Very good. Dai, mangia, ricaricati le batterie perché se devi trombare. Bravo. E adesso la facciamo con l'aglio sulla bocca. Buono. Sfoggia i muscoli. Rallegra. Manda un bacio. Romantico. Fai fichi fichi, così si diverte. Bravo Kuma. Very good. Perfetto, bravo Kuma, mi sei piaciuto nella performance. Adesso alleniamolo nella logica. Vai. Perfetto. Lei mangia. Qua spegniamo che spendiamo soldi per il cazzo. La posta non c'è. Dai, vai su con la logica. Lei mangia, lei è bello. Mi piace, mia figlia è proprio... ha imparato tutto della vita. Bravo. Amore, ripulisci qua. Ripulisci e riponi. E dopo vai a fare la pipì con la tua bella patatina. Il Kume dopo ha bisogno del bagno e dopo si fa una bella doccia. Ok. Dopo il Kume va a divertirsi. Andiamo a trovare un'altra amante, voglio. Intanto prima devo ammazzare... Devo ammazzare il frocetto che mi vuole il culetto, che vuole il mio culetto. Dai, Kume raggiunge l'abilità 5. Dai, Kume, muoviti. E grazie. Perfetto. Ok. Sul Kume va in bagno. La mia fanciulla guarda un canale... un canale culinario, dai. Buono. Adesso il Kume telefona. Invita nell'otto attuale. Non posso, giustamente. Mi sembra corretto. Ho sbagliato io, però aspetta. Invia nell'otto attuale. Giacomo Dodaro. Sta merda di uomo, ok.
che vuole il mio pacco. Non lo ciacco, non ho tra donne, è perfetto. Adesso chiudiamo il video con Dorado. Vai. Puoi chiamarlo per piacere, grazie. C'è Giacomo da fare. Ma vaffanculo, Giacomo. Vabbè, allora facciamo una bella cosa. Raga. Rispondi magari. Ah, Palumbo, il bel Palumbo chiama la mia mogliettina. Andiamo un po' avanti. Dai, come vediamo se adesso può venire sto stronzo. Invia il lotto attuale. Questo qua. Dai, vieni. Ho da fare, ma puttana miseria. Fai una ricerca su computer. Diventa ispirato. Compra un microscopio. Programma. Modifica un videogioco, dai. Modifica sport incredibili. Vai. Vai, Palumbo, guarda che bello Palumbo. Bell'uomo Palumbo. Un uomo molto eccitante. Adesso arriviamo un po' tipo al tardo pomeriggio e vediamo se riusciamo... Niente, che era con sto stronzo. Vabbè. Ma mia moglie deve andare al lavoro, scusa. No, no, non dove. Ok, perfetto. Nessuno, tutti quanti in ferie siamo. Tutti a non fare un cazzo. Molto bene. Loro lasciali parlare, il Kuma lascialo. Tori ha raggiunto il livello 5 nell'abilità sociale. Grande Tori. Me la godo, Tori. Invita... Puoi venire per piacere? Che devo spaccarti il culo, no? Grazie. Sì, non nel senso che piace a te, però. Arriva. Benissimo. Benissimo. Chiamala a te. Come ti svegli? È appena arrivato. Altre scelte, perfido. Urla contro. Vai Kuma. Dai, dai. Dai caccone di merda, dai. Vai, insultiamolo. Altre scelte, perfido. Lancia una bevanda. Altre scelte, perfido. La mamma è una puttana. Sì, come. Deridi. Bene, vediamo se possiamo fare puni. Beh, se perdo con lui mi incazzo, eh. Tratta freddamente. Altre scelte. Respingi. Beh. Insulto ancora la sua mammina. Perfido. Aspetta un attimo, anche Tori. Anche Tori deve insultarlo. Perfido. Urla contro. Sì, dai. Grande Tori. Vai, vai, vai. Io spero Vittoria è più cattiva di me. Perfido. Ma non posso bastonarlo di brutto. Ma lo bastono non tanto perché ci prova con me, perché è un deficiente. Cioè, sa che sono il cume veneziano, che devo trovarmi in le donne e arriva sto qua. Ma dai. Anche Tori. Anche Tori. Presentazione scortese. Quanto me la godo. Siamo una famiglia molto allegra, siamo. Implora il perdono. Lotta. Ola. Come mi raccomando.
Perfetto. Dichiara l'inamicizia. Oh yes! Ta-da-ta-ta, ta-da-ta-ta. Altre scelte, perfido. Manda via. Buono. Very good, Kume, very good. Adesso il Kume deve mangiare. Ok, il Kume deve mangiare e poi va a riposare. Buono. La nostra Tori è perfetta. Esercitati nella battitura, devi imparare a scrivere, stronzo. Buonissimo. È imbarazzata. Tori è un po' imbarazzata, comunque a posto ragazzi, sono riuscito a massacrare il nostro Giacomino, perché sinceramente Giacomino aveva il mio culetto e io ancora non sono disposto a dare i culetti agli uomini. Raga, un saluto dal Comandore Veneziano. Ciao!